Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic. La battaglia medico-legale è solo all'inizio. Parla il professor Vittorio Fineschi. La battaglia medico-legale intorno alla morte di Liliana Resinovic è tutt'altro che conclusa, anzi, sembra appena cominciata. Dopo la nuova lettura del corpo da parte del team della nota anatomopatologa Cristina Cattaneo e successivamente l'iscrizione nel registro degli indagati del marito della donna, Sebastiano Visintin, il caso ha acquisito nuovo slancio. In particolare l'interesse si è riacceso anche sul fronte dei consulenti tecnici di parte, sempre più coinvolti nel tentativo di far luce sulle reali circostanze della morte della 63enne triestina. Tra le figure centrali di questo scenario spicca il professor Vittorio Fineschi, uno dei massimi esperti italiani in medicina legale. Ordinario all'Università Sapienza di Roma e consulente tecnico dell'Associazione Penelope, che da mesi assiste la famiglia Resinovic. Insieme al collega Stefano De Enrico, anch'egli medico legale, Fineschi ha assunto un ruolo chiave nella controanalisi della vicenda. Al centro del dibattito si trova una frattura sospetta, quella alla lamina della seconda vertebra toracica riscontrata sul corpo di Liliana. Una lesione su cui si sono concentrate le attenzioni dei consulenti di Visintin, in particolare del medico legale Raffaele Barisani, che ha avanzato un'ipotesi controversa. Secondo lui, la frattura potrebbe essere stata causata da una movimentazione post-mortem del corpo, forse durante l'ispezione o lo spostamento della salma. Una tesi che il professor Fineschi rigetta con fermezza. È una ricostruzione priva di fondamento scientifico, afferma senza mezzi termini. Ricorda molto da vicino quanto accadde nel caso Cucchi, quando si parlava di fratture da bara, lesioni che si sarebbero verificate in fase di posizionamento del corpo. Una teoria che però non trova alcun riscontro in letteratura medica. Le vertebre sono ossa molto resistenti, non si fratturano semplicemente muovendo un corpo senza vita. Occorre un trauma importante. A supporto di questa tesi, Fineschi cita anche il video in cui si vedono gli operatori muovere il capo della donna nel tentativo di localizzare un ciuffetto di capelli bianchi. Con quel tipo di movimento non si può causare una frattura vertebrale. Non è compatibile. La lesione riscontrata su Liliana è frutto di una forza ben più intensa e si inserisce perfettamente in una dinamica omicidiaria. Le parole dell'esperto si spingono oltre, arrivando a delineare una possibile ricostruzione dell'accaduto. Si può ipotizzare, afferma, un meccanismo misto, un afferramento violento con torsione, tale da causare quella frattura alla colonna, unito a una compressione delle vie respiratorie. Questo può essere compatibile sia con un soffocamento tramite sacchetto di plastica, sia con un'azione fisica esercitata da dietro con un braccio che stringe il collo. Ma se si tratta davvero di una morte per asfissia, come mai non sono state riscontrate petecchie oculari, ovvero le emorragie puntiformi che si formano frequentemente nei casi di soffocamento? Anche su questo punto, Fineschi chiarisce, non è detto che le petecchie siano sempre presenti. Dipende da diversi fattori, il tipo di asfissia, la sua durata, la risposta dell'organismo. La medicina legale non è matematica, ci sono molte variabili biologiche. L'assenza di petecchie non esclude l'asfissia. Altro tema delicato è l'assenza di segni evidenti sul collo della vittima. Anche in questo caso il professore è netto. Un braccio non è una corda, è uno strumento di compressione morbida che può soffocare senza lasciare evidenti tracce esterne. Questo non esclude affatto una morte per soffocamento meccanico. Un altro nodo centrale dell'indagine riguarda il luogo in cui è stato trovato il corpo di Liliana. Nei sacchi, all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico, a poche centinaia di metri da casa sua. Secondo lo staff della professoressa Cattaneo, il corpo sarebbe rimasto lì per tutto il tempo, dal giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, fino al ritrovamento avvenuto il 5 gennaio successivo. Ma Fineschi e De Enrico non sono d'accordo. Basta osservare i sacchi in cui è stato trovato il corpo, spiega. Sono puliti, privi di terra, foglie, insetti. Chiunque può fare una prova mettendo 2 sacchi in giardino. In pochi giorni si sporcano. I nostri sacchi invece sembrano appena usciti da una dispensa. Per noi è evidente che il cadavere non è rimasto lì per 20 giorni consecutivi. Alla domanda se questa ipotesi verrà formalizzata, Fineschi risponde con determinazione. Lo faremo al momento opportuno.
Ora ciò che conta è che la procura si muova. Quando sarà il tempo, torneremo in campo, portando i nostri rilievi medico-legali in modo ufficiale. L'impressione dunque è che sul caso Resinovic la verità scientifica sia ancora tutta da scrivere. Ma se da una parte le ricostruzioni della difesa tentano di allontanare l'ombra dell'omicidio, dall'altra gli esperti come Fineschi puntano a dimostrare che ci troviamo davanti a un atto violento, pianificato e poi mascherato da suicidio. Il confronto tra consulenti sarà serrato e probabilmente decisivo. Ma una cosa è certa: la battaglia per la verità anche sul piano medico-legale è appena cominciata. Duplice omicidio a Volvera, poi il suicidio, un'intera comunità sotto shock per la morte di Simone e Chiara. Volvera, tranquilla cittadina alle porte di Torino, si è risvegliata immersa nell'orrore. 2 giovani vite spezzate, un duplice omicidio efferato seguito da un suicidio. Una tragedia che ha sconvolto non solo una palazzina, ma un'intera comunità. Le vittime si chiamavano Simone Sorrentino, 23 anni, e Chiara Spatola, 28. Erano una coppia di operai, semplici, riservati, conosciuti dai vicini come persone gentili e rispettose. A ucciderli, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di None, sarebbe stato un vicino di casa. Andrea Longo, 34 anni, ex camionista, attualmente disoccupato e con alle spalle diversi problemi con la giustizia. L'uomo, dopo aver compiuto il massacro, si è tolto la vita. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 24 aprile, poco dopo le 20, all'interno del condominio al Civico 47 di via Fuzzi Maggio, dove tutti e 3, vittime e assassino, vivevano da alcuni mesi. Le prime testimonianze e gli accertamenti investigativi parlano di un litigio improvviso, probabilmente scaturito da tensioni di vicinato che covavano da tempo. Discussioni, piccoli attriti, nulla che potesse far presagire un epilogo tanto violento. Secondo le prime ricostruzioni, Andrea Longo avrebbe bussato alla porta dei vicini e una volta che Simone e Chiara hanno aperto, li ha aggrediti con un coltello da sub, arma poi ritrovata insanguinata sulla scena del crimine. Prima avrebbe colpito il ragazzo, poi si sarebbe scagliato contro la giovane compagna. Feriti gravemente, i 2 avrebbero tentato una disperata fuga giù per le scale, cercando rifugio nel cortile condominiale. Ma le ferite riportate erano troppo gravi. Entrambi si sono accasciati a terra e sono morti poco dopo. Subito dopo l'aggressione, Longo si è tolto la vita in modo estremo, conficcandosi lo stesso coltello alla gola. Il suo corpo è stato ritrovato poco distante da quello delle vittime. Una scena raccapricciante che ha lasciato sotto shock gli altri inquilini della palazzina, accorsi per le urla e i rumori provenienti dal cortile. Il dolore è diventato straziante quando poco dopo sono arrivati i genitori delle 2 vittime. Le loro grida di disperazione hanno attraversato il silenzio irreale della sera. Com'è possibile? Era il ragazzo più buono del mondo, ha detto tra le lacrime la madre di Simone accasciata in strada, mentre osservava incredula la zona transennata dagli investigatori. A rendere la tragedia ancora più amara, un dettaglio emerso nelle ore successive. Simone e Chiara stavano per lasciare quella casa e quel quartiere. Avevano già in programma il trasloco a Rivalta Torinese, dove speravano di iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Una decisione maturata da tempo, forse anche per mettere fine alle tensioni che si erano generate con il vicino ora autore del duplice omicidio. Ma il destino ha deciso diversamente, e in maniera brutale. Chi era Andrea Longo? Secondo quanto emerso, si trattava di una figura problematica. Negli ultimi anni aveva perso il lavoro, si era chiuso sempre di più in se stesso e, secondo alcuni residenti, mostrava segni di instabilità. Nonostante ciò, nessuno poteva immaginare che avrebbe potuto compiere un gesto tanto estremo. Ora la Procura di Torino indaga per chiarire ogni dettaglio di questo orrore. Verranno analizzate le dinamiche della lite, le eventuali segnalazioni precedenti e sarà ascoltato chiunque possa fornire elementi utili a ricostruire i rapporti tra Longo e i 2 giovani. Nel frattempo, Volvera piange 2 ragazzi con ancora tutta la vita davanti. 2 ragazzi che, come tanti, avevano sogni semplici. Un lavoro, una casa nuova, una vita tranquilla. Sogni interrotti da una furia inspiegabile. Scenario ipotetico che, seppur ricco di dettagli, merita una ricostruzione razionale e metodica nel rispetto delle tempistiche note e dei limiti spazio-temporali. Procediamo con ordine. Dati certi e ipotesi fornite. Ore 8:22.
Liliana è viva e parla al telefono con Claudio Sterpin dalla sua abitazione in via Verrocchio 2. Ore 8:32. Il marito, Sebastiano Visintin, viene ripreso dal sistema di videosorveglianza esterno a un autobus mentre si trova con il suo furgone in via Giulia, diretto alla pescheria, quindi non in casa. Ore 8:37. Il cellulare di Liliana segna gli ultimi passi. Poi risulta fermo in casa, dato chiave, non risulta uscita. Le telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa non riprendono il furgone di Sebastiano prima delle 8:32. Ipotesi: tra le 8:22 e le 8:37, Liliana viene uccisa in casa. In seguito, una sosia appare tra le 8:41 e le 8:43 davanti alle telecamere della scuola. Analisi spazio-temporale. Posizione di Sebastiano. Se è ripreso alle 8:32 in via Giulia, è plausibile che sia lì da almeno qualche minuto, non appare prima davanti ad altre telecamere. Questo implica che non può fisicamente trovarsi a via Verrocchio tra le 8:22 e le 8:37, a meno di manomissioni video o errori negli orari. Tempo utile per l'omicidio. Ipotetico. L'assassinio deve avvenire in un intervallo massimo di 15 minuti, cioè tra le 8:22, telefonata, e le 8:37, ultimo movimento del cellulare. Questo implica che l'aggressore doveva trovarsi già in casa o entrare subito dopo la telefonata e uscire entro le 8:37. Sosia vista alle 8, 41-8, 43. Questo dettaglio rafforza l'idea che Liliana fosse già morta e che una terza persona abbia inscenato la sua uscita. Se è una sosia, è complice e ha agito per sviare le indagini, strategia che richiama alcuni cold case internazionali, come il caso di Laci Peterson, dove fu usata la percezione pubblica degli avvistamenti per depistare. Conclusione. Nel quadro ipotetico proposto. È altamente improbabile che Sebastiano Visintin sia l'autore dell'omicidio se i dati video e GPS forniti sono corretti e non alterati. In questo scenario, l'assassino deve essere un'altra persona, già presente in casa o che ha avuto accesso immediato dopo la telefonata. Potrebbe essere un conoscente con libero accesso, una persona introdotta da Liliana, un complice dell'ipotetico sosia che appare successivamente. Nota metodologica. Questo tipo di ricostruzione si basa su verifica incrociata di orari certi, esclusione delle incompatibilità spazio-temporali e sulla logica della dinamica dell'inganno, che ha precedenti nelle strategie di depistaggio. Se Sebastiano uccide in qualche modo Liliana o è complice nella sua morte, lo fa una sola volta. È inutile cercare di inserire 100 momenti e 100 omicidi all'interno del 14, perché facendo così si aiuta Sebastiano e non l'indagine. Se Sebastiano ha arruolato una sosia, vuol dire che sta premeditando l'omicidio, e allora se è così sicuramente ucciderà Liliana tra la sera prima e la notte mentre dorme, in modo che lei non gridi. In questo scenario chiaramente è impossibile che Liliana alle 8:22 sia viva e parli con Claudio Sterpin e che poi venga uccisa in quella breve fascia oraria tra la telefonata e il passaggio della sosia. Se l'omicidio avvenisse in quel momento, un omicidio d'impeto, e in questo caso Sebastiano non avrebbe avuto modo di chiamare la sosia. Uccidendo Liliana dopo le 8:22, infatti Sebastiano non avrebbe il tempo di ingaggiare una sosia, convincerla a interpretare un ruolo così rischioso e far sì quindi che lei transiti sotto le telecamere della scuola di polizia all'orario in cui viene ripresa. Ovviamente a meno che non si dà del rincoglionito a Claudio Sterpin, rincoglionito perché avrebbe sentito una voce registrata alle 8:22 credendo di star parlando con Liliana in diretta. Se invece Sebastiano ha arruolato la sosia, quindi sta pianificando l'omicidio, a questo punto non lo farà sicuramente dopo le 8:22, permettendo a Liliana di parlare con Claudio Sterpin, ma prima. Se poi Sterpin stesse mentendo volutamente, come qualcuno potrebbe sostenere, per incastrare la sosia, allora possiamo dire che sta aiutando Sebastiano coprendolo, quindi lo sta favoreggiando. Vi sembra che ciò abbia un senso? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.